Cari amici di Agribio Alari, oggi vi facciamo vedere la ricetta di come fare le olive in salamoia. In primis dobbiamo avere una boccia e questa è da 1 litro d'acqua e noi la riempiamo al 50% di acqua e gli andiamo ad aggiungere 130 grammi di sale per ogni litro. Essendo che qui abbiamo mezzo litro d'acqua, noi andiamo a prendere 75 grammi di sale. Normalmente 75 grammi di sale equivale a un cucchiaio pieno e un mezzo cucchiaio. Dopo mescoliamo in maniera tale che il sale si sciolga insieme all'acqua. Una volta fatto questo, semplicissimo, andiamo a selezionare le olive che abbiamo raccolto. Possibilmente devono essere belle integre, e quando invece è così la mettiamo da parte e andiamo a coprire l'intera boccia. Una volta che abbiamo coperto l'intera boccia, noi prendiamo normalmente del finocchietto selvatico, facciamo quella che tradizionalmente viene chiamata ancurunata, che può essere fatta anche con altre erbe spontanee, e viene messa nella parte della sommità delle olive in maniera tale che resta l'oliva sempre sotto acqua. Altri utilizzano invece dei coperchietti di plastica in base alla zona. Noi utilizziamo proprio il nostro finocchietto e dopo andiamo a chiudere la boccia per bene, rimescoliamo così il sale si mescola perfettamente e lo lasciamo in questa soluzione per 1 mese e 10 giorni. Dopo 1 mese dalla prima salamoia invece passiamo alla seconda fase, che è quella di riaprire la boccia, togliere il finocchietto, togliere l'acqua. In questa seconda fase invece mettiamo all'interno dell'acqua 100 grammi di sale per ogni litro d'acqua. Rimettiamo il finocchietto, chiudiamo, rimescoliamo e le nostre olive in salamoia saranno pronte dopo circa 6 mesi. Dopo 6 mesi troveremo le olive molto più scure e pronte per essere mangiate. Io consiglio sempre, prima di mangiarle, di togliere l'acqua all'interno e rifare la salamoia, sempre per 100 grammi per ogni litro di acqua. E Agribio Alari apprende l'arte e la condivide direttamente con voi.